I militari della Guardia di Finanza di Agrigento hanno sottoposto a sequestro oltre 100.000 mascherine chirurgiche prive delle necessarie certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannose per la salute dei cittadini. Una specifica attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Agrigento ha portato all'individuazione di vari esercizi commerciali ubicati in particolare nei territori di Agrigento, Canicattì e Porto Empedocle, al cui interno sono state rinvenute complessivamente oltre 107.000 mascherine chirurgiche, 2.700 guanti in lattice di produzione cinese destinati alla vendita al minuto, prive delle necessarie attestazioni di requisiti di conformità del prodotto. Al momento dell'intervento i militari della Guardia di Finanza hanno rilevato che i dispositivi di protezione individuale in argomento destinati ai consumatori minori di 14 anni erano anche privi del marchio CE, dei requisiti prescritti sulla sicurezza dei prodotti, le istruzioni dell'uso e delle avvertenze obbligatorie in lingua italiana e che i titolari delle attività controllate non erano in possesso di autorizzazione in deroga all'immissione in commercio di tali prodotti rilasciata dall'Istituto Superiore della Sanità o come previsto dal decreto Cura Italia, articolo 15. All'esito dei controlli, la merce di cui vendita sarebbe derivato un ricavo complessivo di oltre 50.000 euro è stata sequestrata per prevenire che potesse essere immessa sul mercato con conseguenze nocive per la salute dei cittadini. L'operazione si inquadra nell'ambito di numerosi servizi di prevenzione e repressione degli illeciti legati all'emergenza sanitaria Covid-19 avviate dalle Fiamme Gialle agrigentine sin dall'inizio della pandemia, con una particolare attenzione alla corretta commercializzazione dei dispositivi di protezione personale, sia da un punto di vista fiscale che dalla sicurezza dei prodotti. L'attività svolta testimonia inoltre la costante attenzione della Guardia di Finanza per evitare che affaristi senza scrupoli sfruttino le agevolazioni normative connesse alla necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria allo scopo di ottenere illeciti vantaggi economici a discapito della salute e della sicurezza dei cittadini.